Questa trasmissione è offerta da Conad, Pozzuolo del Friuli. Benvenuti al punto, benvenuti a Tele Friuli, benvenuti al sindaco di Pozzuolo del Friuli, Dennis Lodolo. Benvenuto sindaco. Ciao Enzo, come stai? Bene, io sto bene, ti vedo anche in forma, per cui adesso mi pare che lavori più di prima. No. Sì, lavori più di prima. Allora, parliamo subito di un argomento che appena hanno saputo che vieni, mi hanno subito un messaggio, diciamo così, nella zona, più che altro non del tuo comune, ma del comune vicino, ti dico anche Pagini di Prato e Campoformido. Tangenziale Sud, cosa ne pensi? No, Tangenziale Sta andando Sud su, l'ho monitorata, oppure i soliti spot? Hanno fatto qualche piccola domanda nel via nazionale, abbiamo ricevuto qualche domanda, sono state date le risposte, quindi mi pare che l'iter prosegue, adesso ci attendiamo la risposta completa del via e poi la partenza, insomma. Insomma, dovrebbe essere acquisita in sostanza, speriamo che questa sia la volta buona. Parliamo poi anche dei lavori pubblici, che ce ne sono, ma che però sono condizionati dall'energia che costa. A parte l'energia abbiamo un aumento di prezzi da parte delle ditte, poi tutte le ditte cercano di lavorare dove guadagnano di più, quindi c'è difficoltà ad appaltare certe cose, ci sono dei prezzi saliti di molto, quindi dovremmo rimpinguare certe opere, quindi c'è questa difficoltà. Il 110% che qualcuno magari ha avuto giovamento invece pesa moltissimo adesso su tutti i lavori. Ci sono bloccati i lavori, le aziende non trovano personale. Non si trova per fare non trovavano le impalcature, siamo andati avanti non so quanto tempo un lavoro, quindi c'è difficoltà a reperire i materiali e difficoltà a trovare le ditte che facciano i lavori perché sono impegnate, hanno tanto lavoro e cercano di fare dove hanno più guadagni. E dopo c'è anche un po' qualche speculazione. E poi c'è una speculazione enorme, i prezzi sono saliti, adesso bisogna aumentare ancora di un 30% i costi delle opere. Sì, quindi insomma il 110 è stato così uno spot che alla fine ha accontentato pochi, ma per il resto... A qualcuno ha giovato, ma gran parte, soprattutto all'amministrazione pubblica, è stato un grosso danno. Ecco, poi ci sono anche altri lavori, perché sull'ambiente la pista ciclabile va avanti. Sì, abbiamo una pista ciclabile, ne abbiamo due, insomma, abbiamo l'Ipovia, quella che sale praticamente da Mortegliano, attraversa tutto il comune e a fianco il Cormore, arriva a Basaldella e poi prosegue fino tutto anche il comune di Campoformido. Lì stiamo andando avanti con gli espropri, quindi poi andremo a realizzare, a appaltare. Il progetto stanno facendo... Ecco l'iter più o meno quanto durerà? E adesso dovremo avere il progetto definitivo quest'anno e poi il prossimo anno andremo in appalto. Sì. Ecco. E poi lo stesso c'è anche la pista ciclabile Udine-Cargnacco. Insomma avete due piste ciclabili che vi danno un po' di respiro. Sì. Ecco. E per il resto della viabilità? La viabilità abbiamo appunto due rotonde con la regione sulla statale, una su via della Cavalleria, una su via delle Scuole, che dovrebbero essere realizzate a breve, il prossimo anno, e diciamo poi speriamo una tangenziale più avanti. Quello sgraverebbe di molto. Ecco, senti, il bilancio come lo avete Il bilancio, noi abbiamo ottenuto in parte parecchi soldi perché sappiamo che il discorso dell'energia ci peserà tantissimo. Abbiamo già fatto i conti l'anno scorso, invece di 100 e rotti mila, per fare l'esempio, l'illuminazione pubblica, 100 e rotti 1.000 euro, siamo andati a 270, quindi c'è un incremento di 2 volte e mezza. E quindi lì dovremmo anche pensare, adesso stiamo valutando con il gestore di spegnere un po' di ore durante la notte per recuperare un po' di energia. Quindi praticamente la spesa è triplicata? Triplicata, sì, praticamente sì. Quest'anno sarà triplicata, l'anno scorso non ancora, quest'anno sì. Insomma non sono cose... Quindi per i comuni che hanno il bilancio tirato e che
si trovano invece di 100 a pagare 300, diventa Nuovi insediamenti di ditte grosse, cioè, vabbè, che, ma al limite voi fate i gabellieri, perché insomma non è che incamerate tanti soldi. No, no, le ditte non è che ci portano, perché è la più Ormai, grande, hanno preso, va tutto lo Stato adesso ormai. Quindi non abbiamo vantaggi. non c'è neanche l'incentivo. Ecco, senti, la stazione politica adesso si va al voto, insomma, no? Quindi i temi concreti che un sindaco vorrebbe sentir parlare, perché l'energia sappiamo, la fa da padrone, Il quella nostro è. tema principale Quello è è il tema il numero uno. personale, perché senza il personale purtroppo i lavori non si fanno. Abbiamo anche abbiamo ricevuto finanziamenti, stiamo anche bene dal punto di vista dei lavori da fare, però ci vuole il personale e manca dappertutto. Ho visto un po' tutti i comuni hanno difficoltà, prima di tutto col segretario. Abbiamo il nostro, noi per fortuna ce l'abbiamo, ma lo prestiamo a non so quanti, ho perso il conto dei comuni. Sì, praticamente va a scavalco da tutte le parti, sì, insomma. Ecco, poi l'altro punto è il ragioniere, cioè quello che faceva il bilancio, adesso stanno andando in pensione, il nostro è andato in pensione. Avete delle convenzioni in vista? Oppure? No, è difficile trovare qualcuno per poter avere questa figura, perché queste figure qua vanno create e lì bisognava che la Regione cercasse di creare queste figure già da tempo, perché adesso ci sarà un po' tutti i comuni soffriranno di questo problema. E poi un po' in generale il personale manca, insomma. Ecco, sulla sanità il medico di base lo avete? Ecco. Stesso problema anche lì, adesso avremo un altro dottore che va in pensione, l'amico Geatti, il nostro ex sindaco, e lì speriamo che ci hanno promesso che ci danno uno, però c'è difficoltà anche lì. Sì, insomma, la situazione non è molto rosa dal punto di vista dei servizi, perché in qualche modo il cittadino... Mancano le figure, E le tasse avete dovuto... No, le tasse... Non ancora. Non ancora. No, assolutamente, dobbiamo cercare di fare con quello che abbiamo, insomma. Ecco, però, insomma, prossimamente avrete un ballo in maschera, caro sindaco. Mi pare una roba importante, grossa. Sì, ecco, diciamo c'è la manifestazione culturale di spicco del nostro comune. Quest'anno è il 2, il 4 e il 6, sono 3 repliche dell'opera di Verdi, Il ballo in maschera, il maestro Tiziano Duca. Sono previste molte persone? Sì, abbiamo 3 serate. Le prime 2 sono abbastanza piene, adesso stiamo cercando sempre di avere una terza serata, sempre nella Villa Sabatini, sì, che fa da cornice meravigliosa all'opera. Beh, lì, insomma, sì, effettivamente è un teatro a cielo aperto. Quindi diciamo è una cosa veramente notevole per il nostro comune rappresentare una simile... Ma mi pare che fate... È il molte quinto volte, anno no? che lo facciamo, quindi ormai c'è una continuità. Anche quando è stato il Covid lo avete... L'abbiamo fatto sempre, sì. È dal 2018 che facciamo. E la partecipazione è comunque sostenuta. L'anno scorso sì, abbiamo avuto 3 serate, quest'anno torniamo a ripetere 3 serate ancora più insomma, ben organizzate. Quindi speriamo di coinvolgere soprattutto anche i paesi limitrofi. È organizzato lì dalla Proloco, dal comune? È organizzato da Opera Prima Vien con l'apporto del comune, la Fondazione Sabatini, abbiamo l'ERSA, cioè tutti hanno messo una parte. Ah, giusto, perché c'è l'ERSA, quindi è lì è l'ERSA il proprietario, l'affittuario, la fondazione proprietaria e il comune fa da collante e finanziatore in parte. Insomma. Ma comunque insomma è una cosa che porterà tanta gente sicuro. Sì, porterà diversa gente e poi c'è più che altro è l'impegno di tutto il paese, ci sono tutte le associazioni, tutto il volontariato. Quindi hanno ripreso l'attività e questo si dà è da un fare per insomma. realizzare quest'opera perché è una cosa, un fiore all'occhiello per il nostro comune. Ecco, i consiglieri comunali, come il Consiglio Comunale lavora? Oppure, perché ultimamente vedo... Sì, abbiamo le scadenze normali circa ogni mese, saltando questo mese di agosto che è un po' di ferie. Ma c'è dibattito o c'è sempre qualche polemichetta, così come tutti i comuni? Ma... No, sono abbastanza, capiscono la situazione e cercano insomma, di essere abbastanza coerenti. Insomma.
perché non è che con quel ricambio che abbiamo avuto, noi praticamente abbiamo avuto un ricambio notevole nel personale e stiamo cercando ancora di appunto rimpiazzare certe persone, quindi c'è un po' di diciamo che difficoltà. c'è un rodaggio della pianta organica, Sì, in sostanza. spero che per fine anno di poter avere tutti gli effettivi che servono e di poter lavorare finalmente come si deve. La vigilanza avete... Sì, la vigilanza abbiamo un accordo con Campoformido, la convenzione, abbiamo noi il comandante, 3 vigili e loro hanno 4 vigili, abbiamo un gruppo di 8 unità che insomma Pozzuolo e Campoformido riescono abbastanza a gestire. Collabora un po' anche con le altre forze dell'ordine, no? Perché Sì, sì, certo, poi, la zona è poi molto abbiamo una trafficata. protezione civile molto attiva e tutto. La zona è molto trafficata lì, per cui Sì. insomma, no, non è che... Ecco, per quanto riguarda gli impianti sportivi, so che stavate dando... Impianti sportivi, c'è il calcio che si è sistemato a Zugliano, poi invece gli amatori sono a Samardinchia. E poi abbiamo lo Speedway che avrebbe il campo... quello sempre, no? Quello è Il punto di riferimento regionale ormai. No, nazionale, perché Nazionale, è l'unico impianto in funzione e quindi lo sport in tutta Italia, quindi tutte le gare vengono disputate lì e quindi anche quello è un altro... Scusa, ma quello porta un po' di indotto oppure... Sì, vengono dal Veneto. Ho solo problemi, perché insomma la vigilanza... No, vengono dal Veneto, c'è afflusso, sì. È uno sport purtroppo di nicchia, ma insomma siamo gli unici e quindi è un orgoglio poterlo continuare. Abbiamo festeggiato quest'anno i 50 anni, quindi è 50 anni che facciamo Speedway a Terenzano. È un punto di riferimento, è l'unico rimasto a livello nazionale. È l'unico rimasto, perché l'Omigo ha chiuso, forse riaprirà il prossimo anno, non si sa, però per il momento è l'unico impianto nazionale. È una cosa interessante che dovremmo approfondire prossimamente. Bene, ancora un appello allora per andare a vedere questa... L'opera, soprattutto il ballo in maschera di Verdi, diretto dal maestro Tiziano Duca, che è di Zugliano. Ecco, le giornate? 2, 4 e 6. 2, 4, 6 settembre. L'opera, poi c'è invece il 3, c'è una serata in cui viene data il premio ad una personalità che si è... Bene, comunque sia, ai primi di settembre, se uno vuole passare delle belle serate anche piacevoli in musica, in questo caso la lirica, tutti a Pozzuolo. Grazie Sindaco. Grazie e buona giornata. Bene, grazie a voi, noi ci vediamo al prossimo video. Questa trasmissione è stata offerta da Conad, Pozzuolo del Friuli.